Edizione straordinaria di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati dalla cronaca. Adesso parliamo di sanità e lo facciamo provando a guardare all'interno del nostro corpo e andiamo ad esplorare il pancreas, le sue funzioni, le lesioni, anche di tumori parleremo ovviamente. Abbiamo qui a disposizione due professionisti, ve li presento: il dottor Marco Massani, direttore dell'unità operativa complessa di prima chirurgia del Cafoncello di Treviso. Dottore, buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Alessandra Greco, medico dell'unità operativa complessa di prima chirurgia del Cafoncello. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Allora, avete due professionisti qui a vostra disposizione, sapete che all'interno di questo spazio potete intervenire utilizzando il numero che vedete in questo momento in sovraimpressione, lo 0422 16 28 332, 16 28 332, lo sto leggendo anch'io come voi in sovraimpressione. Se avete delle domande, delle curiosità, anche delle esperienze da raccontare, ecco, questo è il momento giusto per poterlo fare. Saremo insieme per circa un'ora. Allora, partiamo dalle basi. Partiamo dalle basi. Allora, il pancreas, che funzioni ha? Ma allora, intanto il pancreas è un organo, una ghiandola che si trova in una posizione un po' particolare perché è proprio al davanti delle vertebre e in mezzo alla pancia, per intenderci. Ed ha varie funzioni che sono estremamente importanti e che, insomma, una è quella di produrre le sostanze che ci aiutano a digerire, cioè gli enzimi pancreatici, quelli che normalmente vengono poi secreti quando mangiamo e che aiutano appunto, iniziano il processo della digestione. E poi ha un'altra funzione estremamente importante che produce degli ormoni. E questi ormoni, quelli diciamo che conoscono un po' tutti, sono l'insulina, il glucagone, quindi che regolano il metabolismo dello zucchero. In termini così. Sono diventati tristemente famosi, no? Sì. L'insulina, ma insomma poi parleremo anche di questo. Sì. E quindi è una ghiandola estremamente complessa perché racchiude in sé delle funzioni che in termini medici vengono dette esocrine ed endocrine, cioè una ghiandola che produce sostanze che hanno diverse funzioni, quindi è un organo estremamente importante. Ed è anche vero che è un organo molto delicato perché è di consistenza, potremmo definirlo in condizioni normali, quindi quello sano, soffice. E quindi è un organo particolarmente complesso da manipolare da un punto di vista chirurgico. Allora, quali sono le patologie adesso correlate? Cioè, viste queste funzioni, no? Quali sono le patologie che possiamo raccontare? Perché ve ne sono diverse, no? Perché magari le persone che ci seguono pensano soltanto ad una neoplasia, ma in realtà ci sono diverse patologie, alcune insomma assolutamente curabili, guaribili. Proviamo a raccontarle. Sì, allora intanto dobbiamo fare una precisazione, cioè che non necessariamente il termine neoplasia identifica un qualcosa di maligno, cioè un qualcosa che necessariamente richiede un trattamento chirurgico oppure chemioterapico. E questo credo sia importante sottolinearlo perché diciamo, quando si parla di pancreas lo si collega subito a una malattia difficilmente curabile. Certo, quantomeno. una diagnosi infelice. Sì. E poi ci sono diciamo, delle patologie che potremmo definire acute, quindi per esempio delle infiammazioni acute del pancreas che sono eventi estremamente dolorosi al loro esordio ma che spesso per fortuna si autolimitano e che qualche volta invece possono prendere un andamento clinico più importante, diventare malattie estremamente difficili da curare e poi ci sono delle patologie diciamo, di tipo cronico che in genere sono legate a dei danni che il pancreas subisce nel corso del tempo e che lo alterano nella sua funzione, nella sua anche morfologia, l'aspetto anatomico, insomma quello che vediamo. E poi c'è il capitolo di tutte le lesioni che possono arrivare al pancreas da qualche parte oppure che nascono nel pancreas. E queste diciamo, sono veramente molte, tantissime. E anche in questa sede vogliamo provare un pochino a conoscerle, no? Da Sì. dove possiamo partire? Beh, come dicevamo all'inizio, possiamo partire dal fatto che intanto non sono tutte maligne. Quindi ci sono due grandi capitoli, ci sono delle lesioni benigne e delle lesioni maligne. Ci sono delle lesioni benigne che nascono come tali e che resteranno sempre tali e quindi che sono
interesse generale, spesso sono seguite dal gastroenterologo, ma anche dal chirurgo comunque, e poi ci sono le lesioni maligne, e anche qui è un capitolo molto ampio, perché ci sono le lesioni, quello di cui normalmente si parla più frequentemente è, quando si parla del tumore del pancreas, è il cosiddetto adenocarcinoma, cioè quello che probabilmente ha un'incidenza del 90% più o meno. Ed è anche quello che, nonostante tutto, ha ancora una prognosi più pesante. Diciamo. Devo un attimo interrompere, dottore, perché vedo la spia luminosa, potremmo avere già una telefonata. C'è qualcuno in linea? Sì, Sabrina da Motta di Livenza, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, io volevo fare una domanda. Io ho perso mia mamma da tumore al pancreas nel giro di 3 mesi e volevo sapere se io devo fare degli esami specifici per prevenire o qualcosa. Quindi se c'è un'ereditarietà, forse Sabrina Esatto. vuole capire? Non credo, ma voglio fare questa domanda qua. Grazie per averci chiamato, Sabrina. Dottore. Allora, esistono anche delle forme di ereditarietà anche per il tumore del pancreas, come per tutti i tumori. Per tutti. Però il fatto di aver avuto in famiglia una persona con un particolare tipo di tumore, qualsiasi esso sia, non ci consente di poter pensare ad una forma di ereditarietà. Ci sono altre cose che vanno considerate, per esempio l'età di insorgenza è un fattore che può far pensare che c'è una qualche forma, chiamiamola, di predisposizione genetica, ma non è l'unico parametro, insomma. Ecco. Sabrina è ancora in linea con noi? No, perché sarebbe stato interessante capire la mamma, no? Non è in linea, va bene. Quindi l'età è già... L'età è già un'idea, insomma, cioè se un tumore che normalmente ha il suo massimo di incidenza tra i 60 e i 70 anni capita a 40 anni, allora deve suonare un po' da campanello d'allarme, il che non vuol dire che lo è, però può indurre a fare questo tipo di pensiero. Può succedere anche per gli altri, no? Tumori. Certo, ma questo è, sì, assolutamente per la maggior parte, quantomeno. Poi che ci siano delle forme di ereditarietà per il tumore del pancreas è vero, c'è la famiglia di uno dei presidenti degli Stati Uniti è stata studiata a lungo perché avevano un'incidenza molto alta di tumore del pancreas, quindi c'è una forma di ereditarietà. Allora che consiglio possiamo dare alla nostra telespettatrice? Come tenersi sotto controllo? Ma allora, io credo il primo consiglio è sempre quello di parlare con il proprio medico di famiglia che in genere conosce l'ambito familiare, quindi sa se effettivamente c'è stato lo stesso. Ci dicono dalla regia che la signora Sabrina è tornata in linea, forse per rispondere alla nostra domanda. Sabrina, pronto? Sì, buongiorno, eccomi qua. Sì, no, volevamo, non so se ha sentito il dottore, parlava di ereditarietà di fronte a tumori comparsi in giovane età. La mamma, posso chiederle quando le è stata diagnosticata, quanti anni aveva? 75 anni. 75, quindi già questo in qualche modo ci terrebbe a riparo da un'eventuale ipotesi di ereditarietà. Ascolti la risposta del dottore. Sì. Dicevo che è difficile in genere rivolgersi al proprio medico di famiglia, penso sia una buona cosa perché conosce la storia della famiglia e quindi sa se nella famiglia ci sono stati dei tumori del pancreas oppure che magari possono far pensare, perché non dobbiamo necessariamente correlare il tumore del pancreas fine a se stesso, ci possono essere anche altri tipi di tumore con delle alterazioni genetiche che predispongono ad avere questi, quindi conoscendo l'ambito eventualmente poi c'è un servizio che l'azienda fornisce che è un ambulatorio di genetica medica dove ci sono dei colleghi super preparati che sulla base della storia clinica decidono se far fare degli accertamenti, che tipo di accertamenti, e questo ti consente di stabilire non tanto, perché dopo il rischio è quello, ho fatto gli esami, vuol dire che mi verrà il tumore del pancreas. No, gli esami servono soltanto perché così si può fare un programma di controlli che ti consente eventualmente di fare una diagnosi precoce e questa è la cosa importante. Grazie Sabrina per averci contattato. Allora noi siamo arrivati ad un punto, lesioni maligne ma anche lesioni benigne. Dottoressa Greco, le lesioni benigne hanno dei sintomi, cioè proviamo anche a raccontare come ci si accorge che il nostro pancreas sta male.
Purtroppo non ci sono dei sintomi e questo è uno appunto dei problemi, mi ricollego anche ai tumori maligni del pancreas, per cui si arriva tardi a volte ad una diagnosi, perché il pancreas, un po' anche per la sua posizione, un po' non sempre dà dei sintomi subito, e anche le lesioni benigne in realtà per la maggior parte dei casi sono un riscontro accidentale, perché magari si fanno dei controlli appunto con il medico di base, delle ecografie, delle risonanze, e si ritrovano queste lesioni benigne che generalmente sono delle lesioni cistiche, ossia proprio delle piccole cavità con del liquido che sono nel pancreas. Questi poi ci sono diversi tipi di lesioni cistiche che possono essere controllate. Quello che sappiamo oggi è che noi abbiamo, se non abbiamo dei programmi di screening per il tumore del pancreas, come anche per il colon retto e la mammella, che sono ben assodati e affidabili, per il pancreas purtroppo questo non c'è. Però d'altro canto ci sono tutti dei protocolli scientifici che ci permettono di seguire il paziente e tramite risonanze, ecografie possiamo capire se ci sono dei campanelli d'allarme, che non vuol dire che è già un tumore maligno, ma che può essere uno stadio molto precoce o comunque si potrebbe trasformare, e quindi ci permettono di intervenire prima che questo avvenga e quindi di guarire il paziente. Senta, come queste cisti di cui stiamo parlando, abbiamo detto all'inizio quali sono le funzioni del pancreas, allora come queste cisti possono far funzionare male il nostro pancreas? Ci sono degli effetti di questo tipo? Sì, allora possono essere legate alla loro posizione, per esempio, perché noi sappiamo che il pancreas ha dei dotti che appunto portano nell'intestino gli enzimi che vengono prodotti dal pancreas, che ci aiutano nella digestione. Se questi cisti si trovano vicino a questo dotto principale, possono creare dei sintomi di ostruzioni, quindi la pancreatite, dei dolori appunto importanti, come dicevamo prima, del paziente, oppure ancora possono dare il cosiddetto iter, ossia quando si diventa gialli, però in quei casi là siamo già comunque più a rischio. Queste cisti di solito, grazie appunto anche ai progressi che sono stati fatti a livello radiologico oltre che scientifico, spesso ritroviamo delle cisti millimetriche. Ad esempio noi insieme ai colleghi della gastroenterologia appunto abbiamo questo ambulatorio in cui seguiamo questi pazienti che vengono da noi perché hanno fatto risonanze o TAC per altri motivi e si riscontrano queste piccole cisti millimetriche. Queste non sono cisti maligne, ma è importante però sapere che ci sono per appunto seguire il paziente nel tempo con dei controlli ed intervenire appunto nel momento giusto. Da qui un po' il titolo, no, che abbiamo scelto di dare a questa puntata, quando le lesioni pancreatiche non devono preoccupare, perché dottor Massani appunto si diceva, insomma, quando si sente nominare il pancreas, insomma, c'è tanta paura. Ma allora la chirurgia quando entra in gioco? Allora, la chirurgia entra in gioco purtroppo ancora poco nel classico tumore del pancreas, perché spesso la diagnosi è tardiva e di conseguenza non è indicata e non è nemmeno corretta in queste situazioni di malattia che ha già un esordio di una malattia avanzata. Ma è completamente invece diverso il discorso che facevamo per le lesioni cistiche, dove la chirurgia ha un ruolo molto limitato ed è importante perché avviene quando il paziente è stato avviato ad un processo di controlli nel tempo che documentano delle piccole variazioni che la radiologia, in genere la risonanza magnetica, ma anche un'ecografia particolare che viene fatta, che è un esame tipo una gastroscopia, un eco-endo si chiama, che ha una altissima affidabilità e ti consente di vedere anche piccole variazioni della parete di queste cisti che risultano, diciamo, chiamiamolo un po' così, da campanello d'allarme. E quando questo avviene si può ovviamente procedere anche con dei prelievi per avere anche una conferma eventualmente di dosare il tipo di liquido, i marcatori che ci sono all'interno di queste cisti, ma anche ad avere proprio un esame della parete stessa che ti inducono a considerare l'intervento chirurgico. Quindi diciamo, la chirurgia è il percorso finale di tutto questo, non è mai la parte iniziale. Insomma, ci si arriva attraverso un percorso
che è ben definito. E che Allora, deve ce lo essere ben disegna standardizzato. questo percorso non so, abbiamo parlato di sintomi che in qualche modo non ci sono, a parte questi dolori molto molto forti, il passaggio immagino attraverso il medico di base, una diagnosi, ce lo disegna questo percorso? Allora, per quanto riguarda le lesioni cistiche, come diceva la dottoressa Greco, quasi sempre la diagnosi è occasionale, quindi il paziente fa un esame magari di controllo per tutt'altro motivo, Gastroenterologia comunque, no? un'ecografia in genere addominale, che ormai diciamo è un esame abbastanza rutinario, anche se anche questo è importante dirlo, perché può capitare che all'ecografia, magari ho fatto un'ecografia pochi mesi fa e non hanno visto nulla. In realtà è possibilissimo questo, perché la posizione del pancreas è molto difficile da studiare con l'ecografia, quindi può succedere che uno non riesca a vedere, specie se parliamo di lesioni molto piccole, e che magari a distanza di qualche mese, facendo un altro esame, dico ma come, non mi avevano detto che adesso invece è venuto fuori che ciò sta... Comunque diciamo, il paziente tipo è quello che ha una diagnosi occasionale, quindi fa esami per tutt'altro motivo ed emerge la presenza di questa lesione cistica. A quel punto in genere il medico di medicina generale lo invia allo specialista, e lo specialista può essere l'ambulatorio che abbiamo in collaborazione con i colleghi della gastroenterologia, o può essere il chirurgo, stabilisce sulla base della descrizione del primo esame che ti porta a vedere se è necessario aggiungere qualche altro esame, oppure si può già pensare di fare un controllo a distanza di tempo. E in genere il primo controllo non deve preoccupare se si dice di farlo in tempi un po' più ravvicinati, ma è una forma diciamo, di tutela, perché è una cosa che è la prima volta che vediamo, non sappiamo qual è l'atteggiamento, non sappiamo se tende a crescere, se può cambiare, e quindi il primo controllo in genere viene consigliato in tempi un po' più ravvicinati. Dopodiché, se tutto resta stabile nel tempo, questi controlli vengono mantenuti abbastanza, almeno ad un anno di distanza uno dall'altro, e poi man mano si possono anche allungare questi tempi. Quindi diciamo, la storia tipica delle lesioni cistiche è questa: c'è un paziente che ha una diagnosi occasionale, viene inviato ad uno specialista che poi ne stabilisce il percorso e l'iter che dovrà fare. Dottoressa Greco, esistono delle cause che possiamo associare a queste cisti, a queste lesioni pancreatiche, anche alla luce delle funzioni che abbiamo ascoltato all'inizio? Esistono oppure no? Allora, in realtà si è visto che ci può essere un'associazione con i tumori maligni del pancreas, che possono essere legati per esempio all'alcol, al fumo, alla dieta, oltre ai fattori ereditari di cui parlavamo prima. Questi sono, diciamo, le cose... C'è un tema di stile di vita anche in questo caso? Anche in questo caso, perché ovviamente come in tutti i tumori maligni, l'alimentazione, anche i fattori, ci sono magari fattori ambientali a cui veniamo esposti per attività lavorative, possono alterare la riproduzione cellulare e quindi determinare poi l'insorgenza di neoplasie maligne. L'approccio di fronte a una neoplasia maligna al pancreas oggi qual è? Allora, devo dire che ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni e si è allungata la sopravvivenza, per quanto comunque resta una delle neoplasie più aggressive. E la cosa che si è vista, così come anche in altri tumori, che spesso è meglio fare prima un trattamento chemioterapico, per cui non c'è più quell'idea che magari c'era una volta, che se il paziente viene messo davanti a un protocollo chemioterapico pensa di essere spacciato. In realtà non è così, perché si è visto che in determinati casi, facendo prima un trattamento chemioterapico, dopo si arriva all'intervento chirurgico in maniera, diciamo, migliore, quindi noi chirurghi riusciamo ad essere più radicali e allungare quindi la sopravvivenza, e questo ha dato una grande svolta nei tumori del pancreas. E dopo un intervento al pancreas come si vive? Allora, ci sono due, diciamo, grossi tipi di intervento al pancreas, perché il pancreas è formato da una testa, un corpo e una coda. Quelli che riguardano la testa del pancreas sono degli interventi cosiddetti duodenocefalopancreasectomie
più importanti da affrontare per le sequele, ma perché comunque sono interventi più complessi, rispetto invece agli interventi che riguardano l'asportazione del corpo e della coda del pancreas, che invece sono più leggeri, per quanto comunque il pancreas, per la posizione appunto che dicevamo prima, è sempre un organo più difficile da trattare chirurgicamente. Ovvio che sicuramente ad oggi, anche con la laparoscopia, in generale la chirurgia mini-invasiva, la ripresa proprio fisica delle cicatrici, delle ferite chirurgiche è avvantaggiata quando si può, perché purtroppo non sempre si possono fare questi interventi così con la chirurgia mini-invasiva. E quindi questo ci ha dato una mano. E per quanto riguarda proprio le funzioni invece del pancreas, come dicevamo prima, la funzione della digestione, la funzione invece del metabolismo degli zuccheri, in questi casi allora ci può essere bisogno di aggiungere una terapia con l'insulina, quindi per il diabete che può insorgere, oppure ci sono degli integratori, degli enzimi che si assumono mediante pastiglie che servono appunto per digerire meglio e che il paziente ovviamente dovrà prendere poi a vita, immagino. Dottor Massani, tra l'altro, così sforbiciando un po' i dati, abbiamo visto qualche studio americano che ci va a raccontare di quanto i tumori al pancreas siano in aumento negli ultimi anni. Sono diciamo dati americani, sono in aumento, sta crescendo il numero di casi anche qui. È difficile ovviamente poter provare ad andare ad indagare le cause, ma i fattori di rischio ci sono. Sì, i fattori di rischio. Lo stile di vita americano. Lo stile di vita americano è un fattore di rischio. Un fattore di rischio. Hanno un'incidenza di pazienti obesi altissima e l'obesità spesso si associa ad altre condizioni, il diabete, che rappresentano un fattore di rischio. Sì, è vero, l'incidenza è aumentata, dobbiamo anche considerare in tutto questo che la diagnostica è migliorata e quindi un conto è parlare di un gruppo di pazienti che potremmo definire in qualche modo selezionato perché tu già l'hai conosciuto, lo hai. Un conto è invece estendere questo tipo di ragionamento alla popolazione complessiva. Sicuramente l'idea è che nel prossimo futuro cresceranno ulteriormente i tumori del pancreas. E questo rappresenta sicuramente un grosso problema da un punto di vista anche dei centri che poi possono far fronte al trattamento di questa patologia che è estremamente delicata. Ed è un motivo di grossa discussione anche all'interno della sanità nazionale, in cui si sta cercando di individuare i centri che effettivamente possono dedicarsi a fare un tipo di chirurgia che è complessa e che, come tutte le chirurgie complesse, ovviamente ha un più alto tasso di complicanze e anche di mortalità. La complessità è data dalla posizione, si diceva, dalla tipologia appunto del tessuto e dalle varie funzioni, no, che il pancreas ha in sé, corretto? Sì, perché quando tu fai l'intervento, quello un po' più complicato che diceva la dottoressa prima, cioè di togliere la parte della testa del pancreas, non è possibile togliere quella, ma devi togliere tutto quello che ci sta intorno per una questione anatomica, quindi la prima parte dell'intestino, devi ricostruire il dotto che porta la bile dal fegato all'intestino, quindi è un intervento estremamente demolitivo e ha una parte ricostruttiva estremamente delicata ed è quella che espone poi il paziente al più alto rischio di complicanze, perché gli enzimi che vengono prodotti dal pancreas qualche volta digeriscono dove tu vai a riattaccare i due pezzi e quindi la guarigione può anche essere estremamente lenta e quindi ci sono pazienti che purtroppo stanno in ospedale magari tanto tempo. Insomma, chi ha un decorso normale sta ricoverato 8-10 giorni e va a casa, ma gli altri possono avere veramente un impegno anche di mesi. Quindi è una chirurgia molto delicata ed è questo il motivo per cui si sta cercando di individuare i centri che, avendo i numeri più alti, hanno anche
diciamo, i risultati migliori, come è Certo. normale, credo per tutti i lavori, insomma. Come è normale. Come mai il pancreas è forse l'organo meno conosciuto, no? Cioè noi, prima si parlava anche degli screening, oggi se ne fanno tantissimi, sono assolutamente importanti, non esistono, come diceva, per il pancreas, e forse appunto è uno degli organi, come dire, con cui abbiamo meno familiarità, no? Anche noi. Ma allora sicuramente sì, magari diciamo, tra la gente comune sì, appunto perché è un organo che si sente poco, che comunque è nascosto così, e poi forse anche perché c'è questo spauracchio, insomma, del tumore del pancreas. Però in realtà ci sono comunque molte conoscenze su questo organo. Ovvio che ancora purtroppo sì, non si è trovata quella pianificazione che ci porta, perché no, forse anche perché non ci sono questi sintomi così precoci che ci possono guidare. Però comunque io penso che rispetto a anni fa già sapere che queste cisti ci possono portare a un tumore è un grande passo avanti, quindi far rientrare questi pazienti in una sorta di screening, comunque di follow up, questo è una via, insomma, un passo avanti che è stato fatto. Numericamente riusciamo un po' a quantificare queste lesioni benigne al pancreas, quanto frequenti sono? Riusciamo a dirci, non so, voi fate altro di lavoro, non fate gli statisti, ma... Dunque, allora, giusto per dare un termine così numerico, noi abbiamo più di 1000 pazienti in controllo nel corso del tempo, insomma, quindi questo dà un parametro di un qualcosa che non è infrequente. Ma il riscontro occasionale di queste lesioni cistiche del pancreas è veramente molto molto frequente. È veramente più frequente di quanto non si possa pensare. E questo non perché c'è un'aumentata incidenza, o almeno non siamo in grado di sostenere questo, ma perché sicuramente si fanno più esami e perché la qualità degli esami è migliorata. Esiste magari anche un'indicazione di genere tra uomo e donna o no? Ma no, allora, ci sono alcune lesioni cistiche che hanno una prevalenza, per esempio, nel sesso femminile, però diciamo che in linea, grandi numeri sostanzialmente potremmo sostenere che più o meno sono uguali come incidenza, però ci sono alcuni particolari tipi che sono tipici del sesso femminile. È interessante questo aspetto della diagnosi, cioè la scoperta che in realtà avviene perché si sta cercando altro, no? Questa è una cosa molto interessante. Sì, è interessante e per chi la vive è anche preoccupante, chiaramente, per cui vediamo spesso delle persone che vengono, insomma, cioè, è difficile poi trasmettere l'idea che non tutto ciò che riguarda il pancreas deve preoccupare, anzi, per fortuna, se dovessimo probabilmente fare un punto di vista delle banalizzare con un numero, la stragrande maggioranza delle lesioni che vediamo al giorno d'oggi non devono preoccupare, devono essere controllate nel tempo, ma non necessariamente devono essere motivo di preoccupazione. Il problema dello screening è per una patologia che ha comunque in termini assoluti ancora un'incidenza non molto alta, è un grossissimo problema perché il costo sociale di uno screening è altissimo. Quindi dobbiamo considerare. Lo screening nasce di fronte a dati che sono molto alti e quindi immaginiamo quello per la mammella, che immagino sia uno dei tumori più certo, frequenti. Quindi il costo di un programma di screening è veramente altissimo. Quindi che consiglio si sente di dare a chi non lo so, ha avuto magari dei casi piuttosto che può avere, ecco, ci sono dei controlli maggiori che magari secondo lei possono o devono fare le persone diabetiche? Beh, allora, le persone, anche lì, non tutti i diabeti sono uguali. C'è qualcuno che se lo sta chiedendo. Certo, dal momento dell'insorgenza, ma in genere i colleghi che seguono i pazienti diabetici li avviano sempre a degli accertamenti. Cioè, poi, ripeto, un conto è il paziente diabetico noto, che è già seguito da tempo, un conto è il paziente che ha il diabete di primo riscontro. Quello può essere una prima
un primo campanello d'allarme di qualcosa che è cambiato e quindi merita di essere approfondito. Quindi in genere quando il diabete insorge in pieno benessere, diciamo, viene comunque sempre indagato, insomma, al di là del trattare il sintomo, quindi viene indagato. Poi io quello che posso dire è che bisognerebbe avere la buona abitudine di fare periodicamente degli esami, quindi di fare degli esami del sangue e di fare un'ecografia addominale, ripeto, con i limiti. Che indicazioni possono darci gli esami del sangue, dottore? Ma per esempio ci sono persone che hanno quel diabete e non sanno di averlo, perché non è particolarmente sintomatico, e invece prenderlo in tempo è un dato fondamentale, non solo per quanto concerne ovviamente il problema del pancreas, ma in generale, perché sappiamo che il diabete dà una serie di altre problematiche che se non trattate e curate adeguatamente possono rappresentare un grosso problema per il paziente ed un costo sociale anche lì molto, molto elevato. Quindi è importante, io credo che non dobbiamo allarmarci, no? Adesso devo andare a cercare se ho la cisti del pancreas, no. Non è questo il tema. Però una sana attenzione. Però una corretta, sana attenzione a se stessi credo sia. Quindi esami del sangue con che frequenza? Io credo che questo, io penso che arrivati a una certa età credo che sia corretto almeno una volta all'anno. Tant'è che molte aziende propongono ai propri dipendenti dei programmi di controllo, di screening, di controllo correttamente, insomma, e lo fanno proprio perché ha un significato tutto questo. Senta, dottoressa Greco, le lesioni pancreatiche possono capitare anche alla popolazione infantile, ai bambini, oppure siamo sempre soltanto in età adulta? Ma allora, diciamo che queste famose lesioni cistiche le troviamo di più negli adulti. Ci sono delle tipologie che sono più frequenti, appunto prima parlavamo nelle donne. Giovani, che appunto sono determinate lesioni cistiche più frequenti. Queste, ecco, che comunque devono essere poi controllate, ma il tumore maligno per fortuna, insomma, riguarda prevalentemente gli adulti, salvo quelle sindromi genetiche che però comportano anche tutta una serie di altri tumori che si possono poi manifestare a livello di altri organi. Quelli diceva il dottore che esiste poi insomma una sede specifica a Treviso, certo, dove c'è la possibilità di andare ad indagare, no? C'è un ambulatorio di genetica medica che si occupa proprio di tutte queste problematiche che riguardano. Per accedervi però è necessario che ci sia una valutazione, cioè non è una cosa adesso voglio vedere se... C'è un'indicazione. C'è un'indicazione che nasce dalla storia clinica del singolo paziente, ma anche familiare, insomma, quindi quando si accende quel campanello d'allarme sappiamo che abbiamo la possibilità di avere dei professionisti che si occupano di quello e che poi ci aiutano a capire qual è il nostro percorso, cosa dobbiamo fare. C'è un'altra telefonata, prego, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Andrea, chiamo da Padova. Prego. Ecco, io ho avuto questo problema di cui state parlando voi adesso durante la vostra trasmissione. Io sono seguito da anni allo IOV di Padova anche per problemi di melanoma con diverse positività, con conseguenti esami, accertamenti, allargamenti dopo la rimozione dei nei e quant'altro, perché mi sono stati trovati appunto dei nei che sono positivi. E volevo sapere se c'era una correlazione tra il melanoma e i tumori al pancreas. Proviamo, risponde lei, dottor Massani. Grazie Andrea per averci chiamato, facciamo rispondere al dottor Massani, prego. Sì, non c'è. Non c'è una correlazione diretta, non c'è. Esistono delle situazioni molto particolari in cui vi sono delle alterazioni, quindi ecco perché sulla base della storia clinica si possono fare determinati esami che sono, chiamiamoli sofisticati, che ci consentono di stabilire se ci sono particolari alterazioni genetiche che possono essere correlabili all'insorgenza non solo di quel tipo di tumore, ma anche di altri tumori che riguardano anche altri organi. Tipicamente mi viene in mente, per esempio, che ci può essere una correlazione tra il tumore dell'ovaio e certe forme di tumore del pancreas. Quindi la risposta in termini così brutali è no. Vi sono però delle particolari condizioni che possono
rientrare, ma che sono casi diciamo un po' più particolari, insomma. E a fronte di questi casi poi la terapia, la cura cambia, no? Se c'è un'origine genetica? Non Allora, necessariamente. no, nel senso che limitiamoci al pancreas, che è quello, Sì. perché poi per il resto ci sono altre considerazioni che possono essere fatte. Per i No, tumori della restiamo mammella, sul perché pancreas. Poi diventa tra un po' l'altro più chi ci ha chiamato complesso. mi sembrava piuttosto giovane, no? Dalla voce. Per quanto concerne il pancreas, diciamo, il tipo di approccio resta lo stesso, cioè nel momento in cui io ho una diagnosi devo pensare a qual è il miglior trattamento in quel momento. E in genere al giorno d'oggi, se la classica diagnosi, quella del tumore maligno del pancreas, è valutare se prima di un intervento chirurgico, come è già stato detto dalla dottoressa prima, è meglio fare una chemioterapia che viene detta neoadiuvante, cioè viene fatto un trattamento nel momento in cui il paziente è nelle sue migliori condizioni generali anche per affrontare un periodo che può essere anche impegnativo, perché i farmaci fanno molto bene per certi aspetti, ma possono anche determinare effetti collaterali a volte pesanti. Quindi se io arrivo nelle migliori condizioni possibili, posso pensare di essere in grado di fare tutto il mio percorso di terapia per poi arrivare alla chirurgia. Quindi diciamo che un approccio moderno prevede questo tipo che è indipendente dalla causa. Si stanno studiando, ci sono nuovi fronti aperti nello studio appunto per la cura di questi... Ci sono dei protocolli nuovi chemioterapici, diciamo che allora, l'intervento chirurgico resta lo stesso, possono cambiare delle tecniche, prima parlavamo di chirurgia mini-invasiva, robotica, laparoscopica, di tecniche di ricostruzione, però insomma l'intervento è quello. I cambiamenti ci sono dal punto di vista chemioterapico perché appunto vengono messi appunto nuovi protocolli che risultano più efficaci rispetto ai farmaci di una volta. Ovviamente, come diceva prima il dottor Massani, sono dei farmaci molto tossici perché comunque devono annientare le cellule maligne e per cui non vengono sempre fatti gli stessi protocolli, bisogna sempre anche fare un protocollo a misura per il paziente che ho davanti, perché magari un paziente giovane posso permettermi di fare una chemioterapia molto forte, un paziente più anziano dovrò fare un farmaco più leggero. Quindi c'è uno studio sulla base della persona. Sì, e comunque ci sono vari farmaci a disposizione che si possono anche utilizzare, magari l'oncologo può iniziare con un protocollo, vedere come va e poi passarne a un altro, sia sulla base della malattia, del comportamento della malattia, sia anche alla risposta proprio del paziente se la tollera. Dottoressa, vedo che c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto, prego. Sono Belciamella Paolo. Sì? Pronto? Niente, purtroppo volevo sapere che è una cosa un po' che mio fratello tempo fa è mancato col tumore al pancreas, ma penso che si sia trascurato, che non ho fatto controlli, perché purtroppo col pancreas ha preso anche il fegato e lui lavorava in America, è venuto qua a Padova negli ultimi giorni proprio e non capisco come mai che non ho fatto controlli, non si è controllato. Quindi lei dice come è possibile, che cosa si sarebbe potuto fare, no? Lei questo un po' ci sta chiedendo. Sì, appunto, ma penso che senz'altro si è trascurato perché ho parlato con qualche altro medico, mi ha detto che si è preso anche il fegato, era da tempo che ce l'aveva. Non capisco i sintomi che non ha fatto delle visite particolari. Capisce? Grazie, allora noi traduciamo, no, questa sua affermazione qui in studio, quindi che sintomi può aver avuto e che esami magari avrebbe potuto fare quando intacca anche il fegato? Evidentemente siamo ad uno stadio abbastanza avanzato, dottore? Sì, oppure è un tumore talmente aggressivo da correre velocemente? Spesso ci si accorge di una malattia in uno stadio avanzato perché magari si ha il tumore che invece che crescere nella testa del pancreas, dove si schiaccia tipicamente uno diventa giallo e quindi si accorge come primo sintomo diventa giallo, si sveglia la mattina, si vede giallo e quindi primo campanello d'allarme e quindi va dal medico e comincia tutto l'iter. Ma può capitare che questo stesso tumore invece che svilupparsi lì si sviluppa a livello della coda, che è un posto dove c'è spazio per crescere.
e quindi magari non dà sintomi e uno si accorge poi magari quando già la malattia è in uno stadio molto avanzato. Devo dire che il riscontro di lesioni, di metastasi al fegato nei tumori del pancreas è abbastanza frequente, non è una cosa strana. E, diciamo che buona parte dei tumori vengono diagnosticati in una fase avanzata in cui non c'è uno spazio per l'intervento chirurgico. Quindi questa storia è una storia abbastanza tipica, non è una storia strana, quindi non necessariamente si deve pensare che uno si è trascurato, ma aveva dei sintomi, spesso sono aspecifici, dimagrisce, tipicamente uno dimagrisce magari senza darsi una giustificazione perché continua a mangiare, perché magari ha anche fame, però nonostante tutto tende a dimagrire. Quello potrebbe essere, però è difficile da definire come... Se non lo ascolti vuol dire che ti trascuri. Un campanello d'allarme, facciamo attenzione, magari se vediamo che perdiamo peso a fronte di un'alimentazione. Al di là, ripeto, il tipico sintomo è quello che poi diventi giallo perché c'è qualcosa che è una manifestazione secondaria del fatto che c'è qualcosa nel pancreas, perché ostruisce il dotto che ha il compito di portare la bile dal fegato all'intestino. Ma quello è indipendente dalle dimensioni della lesione, perché basta avere una lesione piccolissima che però è in quel posto e ti dà l'itero, e altre che invece magari enormi in altri posti non ti danno nessun sintomo. Quindi non dobbiamo per forza pensare che uno si è trascurato, o magari ci capita qualche volta del paziente che viene e dice: ma io avevo detto al mio medico che mi sentivo poco bene, e magari dopo un po' di tempo viene fuori una diagnosi di un tumore in generale, ma magari quello del pancreas nello specifico, e non vuol dire che uno, perché se dovessimo pensare necessariamente sempre che qualsiasi sintomo è correlabile una catena di esami, di richieste di esami diagnostici. Sì, ma anche difficile da vivere, anche personalmente credo, no? Quindi sì, ci sono dei sintomi a cui uno non può non fare attenzione, ovviamente, questo va benissimo. Ma altre cose, insomma, che possono passare un po' in secondo piano e poi manifestarsi più avanti quando la malattia è già più... E prima il dottore parlava di insorgenza di dolori molto molto forti. Ecco, in quel caso possiamo descrivere un attimo una situazione tipica e poi l'evoluzione? Sì, allora, tanto dobbiamo parlare di dolori forti, perché prima parlavamo anche della pancreatite, sì, e i dolori che invece si hanno quando c'è un tumore che può infiltrare proprio delle terminazioni nervose. Allora, il tumore della pancreatite è il classico dolore a barra, viene definito, cioè che interessa la parte superiore dell'addome, irradiato anche posteriormente, ma è un dolore molto forte, acuto, che arriva all'improvviso e ci può essere anche nausea, vomito, tutta una serie di sintomi. Per quanto riguarda invece il tumore cioè il dolore dei tumori, legato ai tumori, riguarda sempre la parte posteriore proprio della schiena, anche per la posizione. Può essere un dolore che magari insorge in maniera più lenta, non si scatena così in maniera acuta, ed è un dolore che dura nel tempo e che è determinato proprio dall'infiltrazione da parte del tumore delle terminazioni nervose che ci sono dietro al pancreas. In questo caso il 118 si chiama, no? Allora, nel caso della pancreatite, ok, però se questo appunto dicevo è un dolore che insorge piano piano, per cui più che il 118 andare dal medico, okay, come dicevamo prima, il medico appunto parlare con il medico, certo, spiegare bene anche cosa è successo, come si è presentato e che poi in modo che ci può dare un corretto indirizzo, perché se andiamo in pronto soccorso per una cosa del genere, il pronto soccorso non ci aiuta. Per capire il fattore tempo quanto è importante, no, in questi casi? Allora, diciamo che se ci riferiamo al sintomo dolore, in genere tipicamente il dolore di questo tipo è quello che compare per i tumori che sono nella parte centrale del pancreas, il corpo, che è quella, perché dietro ci sono appunto queste terminazioni nervose. Quando c'è l'infiltrazione nervosa, in genere la malattia è quantomeno, diciamo, localmente avanzata, e quindi
non è la chirurgia, nella stragrande maggioranza dei casi, il trattamento che viene indicato per primo, ma avere una diagnosi e poi avviare il paziente dall'oncologo, al quale poi gli farà fare dei trattamenti. E diciamo che la risposta anche al dolore è una prova indiretta dell'efficacia del trattamento chemioterapico, perché se il dolore scompare vuol dire che la malattia viene controllata dai farmaci, insomma. Quindi diciamo che purtroppo spesso il sintomo dolore associato al tumore del pancreas sta ad indicare una malattia già avanzata che raramente è di pertinenza chirurgica, insomma. Comunque in questa sede noi stiamo anche cercando di raccontare che appunto le lesioni pancreatiche non devono sempre preoccupare, cioè proviamo un pochino a sfatare questo mito del terrore, no? Quando anche il medico che abbiamo davanti ci nomina una lesione al pancreas. Ecco, vogliamo ricordarlo, dottoressa Greco? Assolutamente, anche perché come dicevamo prima, grazie a tutte le indagini che vengono fatte si trovano spesso queste lesioni cistiche. Allora intanto la parola anche lesione, no, può spaventare, però comunque nel referto che appunto porteremo poi al nostro medico vengono segnalate altre caratteristiche che possono comunque indirizzare e far capire anche al medico se ci dobbiamo preoccupare oppure no, fermo restando che poi comunque si andrà da uno specialista che ci indirizzerà nella maniera corretta con il proprio iter terapeutico, per cui insomma ce ne sono tantissime, ne troveremo anche di più andando avanti. Sì, cioè con i vari strumenti diagnostici che ci sono. Ecco, era anche interessante vedere come nel tempo ci sia stata un'evoluzione proprio nella diagnostica, vista appunto la posizione del pancreas e queste lesioni che possono essere davvero molto molto piccole, il fatto di essere riusciti ad avere delle strumentazioni così performanti intanto avrà fatto aumentare il numero dei casi, no? delle diagnosi, come diceva lei, rispetto ad una volta, quindi forse anche il dato dell'aumento è dovuto a questo. Però ci fa capire insomma anche quale direzione sta prendendo, no? La nostra medicina. Assolutamente vero. La qualità delle immagini che abbiamo oggi era impensabile non tantissimi anni fa. Quindi sì, io che insomma bene o male ho cominciato a fare questo lavoro un po' di anni fa ormai, una volta era veramente, cioè, ci si fidava qua, non dico quasi esclusivamente, ma l'ecografia giocava un ruolo importantissimo. Adesso invece abbiamo delle indagini veramente che hanno cambiato la storia di moltissime malattie, e le lesioni cistiche per esempio sono una classica manifestazione. Una volta, quando non si conosceva bene qual era poi l'atteggiamento che queste lesioni, si partiva dal presupposto che ho trovato una lesione del pancreas, il pancreas è un organo che se sviluppa un tumore non ti dà scampo, e quindi abbiamo tolto per gli anni che furono lesioni che poi si erano dimostrate all'atto pratico, l'esame definitivo, completamente benigne. Incredibile. E quindi mettendo in relazione queste lesioni con il miglioramento della diagnostica si è visto che non è per esempio dire questa lesione era 1 centimetro, è diventata 2, quindi vuol dire chissà che sta cambiando. No, non è un criterio dimensionale. La radiologia e l'ecografia, soprattutto quella fatta attraverso questo strumento che è tipo un gastroscopio, ti consentono di vedere le caratteristiche veramente molto raffinate, per cui ti dicono quando è il momento di pensare alla chirurgia, e per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi nelle lesioni cistiche non è il momento della chirurgia quasi mai, le indicazioni sono veramente... Quindi la qualità della vita non cambia? No, zero. La qualità della vita non cambia e anzi non deve cambiare, perché il messaggio deve essere proprio quello. Il vantaggio è di sapere in maniera del tutto occasionale che ho una lesione che teoricamente potrebbe anche cambiare nel corso degli anni, non sappiamo in quanti anni, e già questo è un fatto importante, no? Ma ti consente di sapere che c'è questa cosa, che facendo degli esami sarai in grado di capire se qualcosa è cambiato e di conseguenza sei in tempo per pensare all'intervento chirurgico e quindi guarire. È una cosa importante. È una cosa assolutamente importante.
Grazie dottor Marco Grazie a Massani, voi. direttore dell'unità operativa complessa della prima chirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e ringrazio anche la dottoressa Alessandra Greco, medico dell'unità operativa complessa della prima chirurgia del Cafoncello di Treviso. Abbiamo provato così a fare un po' le pulci al pancreas, a cercare di capire che cos'è, che funzioni ha e quali sono le patologie adesso correlate, anche per andare a raccontarvi che esistono delle lesioni benigne che possono essere tranquillamente tenute sotto controllo, che vengono rilevate e diagnosticate grazie a strumenti che hanno una precisione sempre più grande, sempre più alta, e esiste appunto una chirurgia che è capace di intervenire in maniera, anche qui una chirurgia di precisione, in modo da poter assicurare una qualità della vita assolutamente dignitosa. Grazie a voi per averci seguito, per essere intervenuti, grazie ai nostri professionisti per averci raggiunto in studio. Con l'edizione straordinaria dell'ULSS 2 ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo tema da affrontare, quindi arrivederci anche ai nostri medici professionisti. Vi auguro una buona giornata, grazie per averci seguito.